Mette la capsula detonante, attenzione, punta a terra il fucile, vedrete che lo punta a terra. Un attimo, si sta preparando, attenzione. Ecco, non ve l'ho detto prima, ma avete visto che punta il fucile a terra e dal colpo il fucile cosa fa? Ricade sulla spalla, è il contraccolpo, avete visto? Attenzione che c'è un altro. Qua li vedi bene. Attenti alle orecchie. Vedete che il trombino sale sulla spalla, per il culo, attenzione che adesso altro, mette la capsula, terra, vedete che gira, vedete che fa il giro, perché c'è il ritmo delle cose. No, è giusto perché non perché sale il giro sulla scala, vedete? Adesso il nostro presidente, vedete, quello è il condiviso questo piccolo, vedete? Su di tante dimensioni, attenzione. Vedete che c'è anche piccolo il turbino, lo scopo è grosso lo stesso, vedete? Faccio un'altra? Vediamo. Adesso Antonio. Questo era più forte, vero? Adesso questo trombino qua è un trombino particolare perché è a pietra focaia, l'innesto viene fatto con un sasso, con una pietra, quindi è diverso, però funziona lo stesso. Attenzione. Via da lì. Visto che c'era venuta una fiamma fuori dalla canna, ecco, due suoni vuol dire che per il momento non spariamo, quindi possiamo togliere le mani dalle orecchie. Quando spariamo ancora facciamo un altro scudo di tromba, avete capito Mimì? Avete visto che c'è stata una fiammella in fianco alla canna prima dello scoppio? Perché? Perché l'innesco viene fuori dalla pietra focaia che c'è in fianco alla canna. Eccola qua, anche questa è pietra focaia, vedete che c'è la pietra qua. Chi vuole vedere la pietra focaia? Ecco, venite qua, guarda. Vedi che c'è la pietra lì, che non è come questo, guarda questo come, guarda. Vedi, questo si mette la capsula lì, vedi? Ecco, questo qua invece si alza il cane, così, vedi? Si mette della polvere lì e si chiude. Quando si spara, il cane scende, la pietra, vedi questa è la pietra, gratta sull'acciarino, l'acciarino si alza e le scintille incendiano la polvere che è lì fuori, che parte, vedi c'è un buchetto lì, va dentro e fa scoppiare quella che c'è nella canna. La pietra focaia, allora dimmi come ti chiami? Thomas. E allora cosa stavi dicendo? Che la pietra Focaia serve per accendere il fuoco. Ma serviva? O mi stai dicendo che la mamma a casa ha la pietra focaia per accendere il gas? Dai. Serviva, hai ragione. E sai come si faceva a accendere il fuoco con la pietra focaia? No, bisogna avere l'acciarino, cioè bisogna avere una selce, ci sono tanti tipi di pietra focaia, questa è pietra focaia selce, che esiste in Lessinia, esiste anche qua, dappertutto in Lessinia. Allora si prendeva un acciarino che è di acciaio e si grattava la selce sull'acciaio, siccome la selce è più dura dell'acciaio, toglie dei truccioli di acciaio e per l'attrito questi truccioli si incendiano, non è
la selce che fa la scintilla, è l'acciaio, il trucciolo di acciaio che finissimo, che a causa dello sfregamento violento che ha sulla selce si incendia, ed è quello che accendeva, però non accendevano non si accende la carta con la scintilla, bisognava c'era un fungo che si chiama fungo esca, che è un fungo che si trova sugli alberi, sembra quasi una linguaccia, una lingua così che mi porta così, sono quei funghi legnosi, duri, quel fungo lì va essiccato, tagliato a fettine e poi con la selce e l'acciarino, una fettina di fungo, la selce e l'acciarino, quando la scintilla va sul fungo, il fungo fa la brace come una sigaretta e da quello poi si accende il fuoco. È complicato. Se aspettiamo a mangiare la pasta asciutta accendendo il fuoco con la selce, ho paura che... Allora, come ti chiami? Mark. Mark, allora ripeti.